Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati, è il momento delle premiazioni. Come Lotus Flag insieme a Proloco siamo orgogliosi dei numeri che abbiamo raggiunto, 1100 persone, non sono poche, non è facile gestire, ma ormai riusciamo a farlo, e per noi vedere tutte queste persone qui e che si iscrivono è una soddisfazione. Ovviamente se noi riusciamo ad avere questo successo, il merito non è solo nostro, ma anche dell'amministrazione comunale che ci supporta. Quindi chiamerei l'assessore e vice sindaco Gianna Viori che venga solo a dare un saluto, che per noi è un piacere. Eccoci Gianna, a te. Grazie, buongiorno a tutti. Io porto i saluti dell'amministrazione, del sindaco in particolar modo, che per il lutto che lo ha colpito non può essere qui oggi. Corsa del Ciclamino, 43esima edizione, è una tradizione che è riuscita anche ad evolvere e ad arrivare a quello che è oggi. Io la ricordo quasi con un ricordo tenero nella mia infanzia. Partecipavo ai 5, quest'anno non sono riuscita a fare neanche quella, quindi bisogna migliorarsi. Grazie quindi veramente agli organizzatori dell'Epres Track con tutto l'impegno che mettono in questo e altri eventi importanti e preziosi veramente per il territorio. Grazie alla Proloco, a tutti i volontari, anche a tutti voi che avete partecipato e che avete reso possibile questa giornata. Io do un saluto anche poi a tutti i vincitori che saliranno sul podio e lo sport è importante, passa sempre il messaggio che non dobbiamo mirare solo al traguardo, ma portare a casa i valori che insegna lo sport, e quindi la condivisione, la lealtà e lo stare insieme. Quindi complimenti a tutti, la prossimo anno sarà ancora più grande. Grazie. Grazie alla vice sindaca Gianna, e passiamo adesso invece ai clou che sono le premiazioni, cominciando dalla 5 km. Allora, cominciamo le premiazioni con la corsa 5 km femminile. Quinta classificata, Bizzi Carlotta. Brava Carlotta. Quarto posto per Martorell Giada. Brava Giada. Terzo posto Serena Pronal. Secondo posto Serena Binotto. E primo posto assoluto della corsa dei 5 km, la 43esima edizione della Ciclamino Run, Caterina Frozza col tempo di 22:22, scuola di Vidor. Un applauso a questo bellissimo podio e complimenti. Grazie. Allora, adesso passiamo il podio del 5 km maschile.
Quinto posto, pari merito, Vedova Giovanni e Bet Nicola. Quarto posto, Simone Spagnol. Terzo posto, Giuseppe Biso di Lancianigo. Secondo posto, Gabriele Cavasin di Biadene con 21,30. E vince la 43esima edizione della Ciclamino Run, la corsa di 5 km della scuola di Pieve, Matteo Donovel. Bravo! In 18,44. E questo è il podio delle scuole della 5 km. Un attimo solo perché c'è una menzione anche perché effettivamente poi è arrivato primo assoluto Pietro Martin di Minor, che non essendo le scuole medie non viene premiato. Non so per dire. Un applauso anche per Pietro. E grazie mille. Passiamo adesso alla premiazione della corsa di 10 km della 43esima edizione della Ciclamino. Iniziamo con la premiazione delle donne. Terza classificata Milan Alessandra. Secondo posto Marzia Signorotto. E vince la 43esima edizione della Marcia al Ciclamino, chilometro di 10 femminile, l'atleta di casa, Ella dal Cortino in 48. E questo è il podio femminile della 10 km.
Grazie. Passiamo adesso al podio maschile della 10 km, 43esima edizione della Ciclamino. Terzo posto, Emanuele Revoli. Seconda posizione, Matteo Andreola. Un applauso. E si classifica alla prima posizione, ha vinto la 43esima edizione a Marcia del Ciclamino, il chilometro 10, Tiziano Scatolini, 38,02, mio vicino di casa. Sì. Un applauso al podio maschile della 10 km. Bravi. Anche noi una volta facevamo questi tempi. E ora passiamo alla corsa quella un po' più dura, i 16 km di trail, quello che un po' rappresenta lo spirito dell'Epistrack, lo spirito di questa corsa, perché è interamente collinare, è dove noi abbiamo iniziato a correre. È un piacere se l'assessore, vice sindaca Gianna può venire anche lei a premiare, perché chi ha fatto questa corsa merita sicuramente anche un ringraziamento. Cominciamo dal podio femminile. Terza classificata Silvia Carobolante. Eccola che arriva. Seconda posizione Silvia Favaro. Grande Silvia. E vince la 43esima edizione della Ciclamino, 16 km, il diocesi trail, la cosa più importante. Alessia, è vecchio, 1:28,13, grande, un applauso. Un applauso per il podio femminile della 16 km. Meritato. Grazie.
E ora l'ultima gara maschile, i 16 km e mezzo, diocesi trail della 43esima marcia del Cittadino, i maschi, terzo classificato, Gregorio Colombo. Grande Gregorio. Secondo classificato Giacomo Berardi. E vince la Diocesi Trail 2025 Roberto Fregona in 1:09:06. Bravissimo. Un super applauso al podio maschile. Una volta che avevo più strada facevamo quei tempi, adesso un po' meno, ma insomma. Dai. E grazie mille, all'anno prossimo. Passiamo adesso alla premiazione delle scuole, quello che forse un po' interessa un po'. Se è possibile, il consigliere amministrazione di Banca della Marca, Andrea Miotto, si può venire sul palco in rappresentanza di chi poi fornisce lo sponsor maggiore. Ecco Andrea che arriva, ha corso anche lui oggi. Per fortuna eravamo dei defibrillatori e quindi eravamo tranquilli, ma... Eccolo qua! Abbiamo l'assegno vince con 174 partecipanti la scuola media Inglor. Invito le professoresse a salire sul palco. Un applauso alle professoresse che ogni anno veramente si impegnano. Hanno avuto le... No, Andrea. Ecco Andrea che firma. Dipende che scriva 10.000 non 1.000. Ed eccolo qua l'assegno che arriva alla scuola media di Milano come prima classificata.
Cito solo un attimo la classifica. Settimo posto Elementare di Golino, sesto Media di Terano, quinta Media con San Martino, quarta Media Beadene, terza Media Vidore, seconda Media di Maser Cornuda. Bravi a tutti, grazie. Grazie. E adesso prendiamo i gruppi, c'era un limite di 15 persone, quindi noi prenderemo 5 gruppi. Quinto classificato Cimavilla Running Team. C'è qualcuno? Cimavilla, c'è qualcuno? Eccolo qua. Eccolo qua. No, qua, no. Sì, okay. Sì, no, qua sono... No. Bravissimi! Quarto posto, corridori per caso. Corridori per caso, c'è qualcuno? Corridori per caso, andati. Terzo posto. Terzo posto, mi piace il cuore, ma Randazzi. Vengono su loro, sono più belli, sono più belli. Secondo posto, Allegria Barbisano. C'è qualcuno? Allegria Barbisano. Ah. Corridori senza dita, E vince la classifica dei gruppi più numerosi della 43esima edizione della Corsa del Ciclamino 2025 atletica, scusa, Eri Sementi, Sernaglia con 35 classificati.